Adesso ci occupiamo di tecnologia, focus sulla banda larga, un maxi investimento di Enel che riguarda innanzitutto le città di Padova e di Venezia. Entro il 2020 tutto il Veneto sarà cablato. Banda ultralarga sì, ma per farci che cosa? Se lo chiedono le imprese di tutto il veneziano, di fronte al piano messo in campo da Enel con la sua controllata Enel Open Fiber per posare e smistare in oltre 200 città la fibra ottica. Vuol dire dati che viaggeranno a 1 gigabit al secondo, velocità fulminee in un'Italia che ha ancora il passo della lumaca. Venezia sorride, con Padova è tra le prime 10 città sulla lista. Sì, ma Venezia quale? Si domandano gli industriali, con un occhio ai confini comunali e uno al business. Cosa molto importante per noi è capire effettivamente, visto che il nostro territorio produttivo è spalmato su tutta l'area della provincia di Venezia, capire effettivamente quale sarà l'effettiva disponibilità anche in siti produttivi che magari non siano locati proprio all'interno dell'ambito urbano della città. In questo speriamo che la neonata città metropolitana possa essere una risposta a questa domanda. L'investimento 7 miliardi di euro per tutto il paese si intrecceranno con il lavoro di Venis, la controllata del comune, all'opera per espandere ancora di più la rete pubblica. Per quanto riguarda le unità abitative residenziali, le imprese dei territori che sono in aree cosiddette nere, cioè sostanzialmente l'80% del territorio, avremo per metà coperto entro la fine del 2018 attraverso il piano di Enel Open Fiber e tutto entro i primi mesi del 2019. Dove non arriverà Enel dovranno scendere in campo Regione e Ministero dello Sviluppo Economico con 500 milioni di investimento per avere almeno 30 megabit al secondo entro il 2020 in tutto il Veneto, ma almeno le imprese dentro i confini comunali di Venezia non dovranno aspettare a lungo.